Agrigento, in occasione della prossima festa del mandorlo in fiore, è già in corso dal 15 febbraio e si protrarrà fino all'11 marzo l'11ª edizione di Mandorlara, la sagra del mandorlo a tavola 2018. La rinomata manifestazione gastronomica e turistica è stata ideata ed è organizzata da Totò Collura in collaborazione con il Consorzio Turistico Valle dei Templi di Agrigento. Ascoltiamo lo stesso Totò Collura. Già dal giorno 15 i ristoratori hanno nelle proprie proposte dei menù il menù Mandorlara. Quest'anno Mandorlara si preannuncia ricchissima di eventi, sta crescendo, sta diventando un vero e proprio strumento turistico. Le grandi novità di quest'anno sono, grazie alla collaborazione con l'Ente Parco, il fatto di avere un testimonial d'eccezione che è Filippo Lamantia, il quale sarà il nostro padrino sugli eventi clou della manifestazione che organizzeremo all'interno del Palacongressi. 4 sono gli show cooking previsti durante la settimana della sagra, della festa del mandorlo. Cominceremo con gli ultimi 2 vincitori del concorso, il piatto dell'eccellenza, Acropolis e Salmoriglio. Poi a seguire dedicheremo uno show cooking al gluten free. Ospiteremo tra l'altro uno chef executive di Taormina. E poi avremo un momento d'eccezione, lo avremo con Filippo Lamantia, che farà un vero e proprio masterclass dedicato ai prodotti della nostra terra, ma soprattutto ai prodotti che valorizzeranno la mandorla. L'ultimo degli show cooking invece è previsto, la gran chiusura è prevista con il presidente provinciale dell'Associazione dei Cuochi insieme al numeroso gruppo delle Lady Chef. Un'altra importantissima edizione che vede per la prima volta gli istituti alberghieri italiani partecipare in maniera attiva all'interno di questa bellissima manifestazione. Cosa è successo? È successo che abbiamo fatto il primo bando rivolto agli istituti alberghieri in Italia e ci saranno qui ad Agrigento circa 80 studenti che verranno proprio a disputare un vero e proprio concorso, una vera e propria gara davanti a una giuria d'eccellenza fatta di grandissimi personaggi italiani del quale non posso assolutamente anticipare nulla.